Le domande di aiuto, di pagamento e di conferma sono alcuni dei passaggi fondamentali per accedere ai finanziamenti del PSR. Spesso il buon esito delle operazioni è condizionato dagli errori commessi in fase di elaborazione e di presentazione delle domande. Quali sono gli errori più frequenti da evitare? Nelle domande di aiuto a volte mancano la documentazione e la firma del legale rappresentante. Ricorda, nel corso dell'operazione non sono ammesse varianti. Per eventuali modifiche e una preventiva autorizzazione è necessaria una richiesta motivata ad AVEPA, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura. La richiesta non va presentata a saldo. Per quanto riguarda le domande di pagamento, gli errori più frequenti sono nella dimostrazione della spesa. Bisogna infatti presentare documenti esaustivi che comprovino le spese. Nelle procedure degli appalti, in cui a volte manca l'indicazione della nomina del RUP, il CIG è mancante o errato, le motivazioni sono insufficienti nei provvedimenti di variante. Ricorda inoltre i periodi di stabilità delle operazioni. Dalla data di pagamento del saldo, infatti, deve essere assicurata la stabilità dell'operazione finanziata, 3 anni per dotazioni e attrezzature e 5 anni per le infrastrutture. Nelle domande di conferma, gli errori più frequenti sono il mancato aggiornamento delle particelle catastali e la compilazione errata del piano colturale. Ricorda infine, non rispettare gli impegni generali e specifici per tipo di intervento può comportare una sanzione o una riduzione del pagamento. Scopri di più su www.psrveneto.it.